Grandi film e grandi numeri. Sembra essere appunto la parola grande il leitmotiv della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ieri il presidente della Biennale, Paolo Baratta, ha diffuso come di consueto qualche dato dopo i primi 6 giorni di mostra. Le presenze sono state 110.000, con un incremento dell'11% in più rispetto al bilancio di metà mostra 2018. Ieri la giornata sul lungomare nel red carpet è stata tranquilla e dominata soprattutto dall'attesa per il passaggio in serata di Chiara Ferragni, venuta a Venezia per accompagnare il documentario su di lei nella sezione Sconfini. Ha destato scalpore però la finta invasione di zombie al Lido e alla mostra. Anche ieri non si parlava d'altro. Una performance concordata con la Biennale del cast degli attori Fulci for Fake, film proiettato in Sala Volpi. Ascoltiamo il regista del film, Simone Scafidi. Primo film dedicato alla vita di Lucio Fulci, che oggi è uno dei registi più famosi al mondo tra quelli italiani, idolatrato da Guillermo del Toro come Quentin Tarantino, soprattutto per i suoi film horror estremi e viscerali. Fulci for Fake, interpretato da Nicola Nocella, è un film che mescola il documentario con la finzione. È la storia di un attore che deve interpretare Lucio Fulci in un film e quindi per prepararsi al ruolo decide di incontrare le persone che hanno conosciuto Fulci, che l'hanno studiato, che ci hanno lavorato. La performance degli zombie ha destato molto clamore dal punto di vista mediatico al Lido. Allora, c'è stata un'idea portata avanti, insomma, anche un po' come idea di performance, cioè di in qualche modo replicare quanto accade in uno dei film più famosi di Fulci, Zombie 2, cioè lo sbarco tramite barca di morti viventi, in quel caso a New York, che qui abbiamo rifatto ovviamente al Lido. E quindi con questi figuranti, attori, entusiasti, truccati da zombie, che devo dire hanno abbastanza divertito e sconquassato la routine festivaliera. Tra le iniziative, nello spazio della Regione Veneto, segnaliamo la presentazione del bel libro di Roberto Ellero, Nostra Signora degli Schermi, pubblicato per la Toretta Edizione, Notarelli di Cinema a Venezia. E il festival va sempre più forte.